Eder. Mech. Pallister. A distanza di oltre 3 anni dalla tragica scomparsa di Liliana Resinovic, il dolore e la determinazione del fratello, Sergio, nel cercare giustizia rimangono forti e immutati. Sergio continua a esprimere fermamente il suo sospetto nei confronti del cognato Sebastiano Visintin, convinto che quest'ultimo sia in qualche modo coinvolto nella morte della sua amata sorella, ma le sue accuse non si fermano qui. Secondo lui, anche il figlio di Sebastiano potrebbe aver avuto un ruolo cruciale in tutta la vicenda. Il motivo principale di questi sospetti sarebbe di natura economica, in quanto si ritiene che i problemi legati agli aspetti finanziari abbiano avuto un peso significativo nella dinamica dei fatti. Queste incriminazioni non sono affatto una novità, risalgono, infatti, già al 2022, in quello stesso anno. Esattamente l'11 febbraio, poche settimane dopo la scoperta del corpo di Liliana, Sergio decise di mettere per iscritto le sue accuse in una lettera dettagliata, indirizzata alla Procura di Trieste. Nel documento, scritto con l'assistenza legale dell'avvocato Luigi Fladati, Sergio non esitò a nominare Sebastiano e suo figlio, dipingendo entrambi come mossi da interessi economici nei confronti di Liliana. La descrisse come una donna con una pensione rispettabile da ex dipendente regionale, denaro che essi avrebbero voluto accaparrarsi. Secondo la lettera, il figlio di Visintin avrebbe richiesto denaro al padre, il quale, a sua volta, lo avrebbe estorto a Liliana, e il rifiuto della donna a tali richieste avrebbe generato tensioni e disaccordi all'interno della coppia. Nonostante le numerose indagini condotte dalla procura, né Sebastiano né suo figlio sono stati mai formalmente accusati di alcun crimine. Entrambi, sin dal principio, hanno negato con forza le accuse mosse da Sergio, mantenendo la propria estraneità ai fatti. Tuttavia, con la recente consulenza medico-legale del team dell'antropologa forense Cristina Cattaneo, che ha determinato che la morte di Liliana è stata causata da un intervento esterno, segnando dunque un caso di omicidio, il sostegno alle ipotesi di Sergio ha ricevuto nuova linfa. Queste conclusioni hanno spinto Sergio a rivolgere nuovamente l'attenzione pubblica verso le sue teorie, con ancor più determinazione. Il 24 marzo, Sergio ha condiviso le sue convinzioni con l'agenzia di stampa ANSA, sottolineando: "Sono sicuro che si sia trattato di un vigliacco e brutale femminicidio e credo occorra porre attenzione su mio ex cognato Sebastiano Visintin. La sua affermazione è netta. Sebastiano non avrebbe voluto perdere il controllo su Liliana, nell'equilibrio finanziario che la relazione garantiva." Sergio ha ampliato il raggio delle sue accuse includendo anche la possibilità che il figlio di Sebastiano, sua moglie e il loro gruppo di amici possano aver partecipato in qualche modo. Il giovane Pier Giorgio Visintin, figlio di Sebastiano, ha accettato di sottoporsi al prelievo del DNA già nel 2023. La sua posizione è stata esaminata, pur non essendo mai indagato ufficialmente. La questione è stata presa in considerazione dal GIP Luigi Dainotti, che ha richiesto un'analisi dei tabulati telefonici di Pier Giorgio e ha suggerito di indagare circa la presenza di denaro liquido nella casa di via Verrocchino, la residenza di Liliana e Sebastiano. Nonostante gli sforzi investigativi, finora non è emerso niente di rilevante. Sergio, tuttavia, non dimentica e richiama l'attenzione su un episodio del passato, i famosi 20.000 euro in contanti che sarebbero stati visti, ma che ora risultano spariti. Nonostante i tentativi di difendersi dalle accuse, Pier Giorgio ha ribadito la sua lontananza da tutta la faccenda. Già nel 2022, in risposta alle accuse di Sergio, sottolineava al piccolo che non frequentava suo padre né Liliana da oltre 3 anni e non aveva mai richiesto loro denaro. Al contrario, affermava che era Sergio a ricevere aiuti finanziari dalla sorella Liliana, che includevano il pagamento del mutuo. Attraverso queste parole, Pier Giorgio ha riaffermato la sua estraneità ai fatti, cercando di mantenere le distanze dal tumulto familiare. Nonostante le smentite, Sergio Resinovic si dice pronto a tutto per portare avanti la sua battaglia, determinato a scoprire la verità sulla morte della sorella. Dichiara con convinzione tutta la sua volontà di non fermarsi fino a quando non avrà risposte certe.
Voglio sapere chi è il colpevole. La sua tenacia rappresenta una ricerca incessante di giustizia che punta a far luce su un caso ancora oscuro e doloroso. Nel drammatico caso della scomparsa di Aurora Bellini, l'attenzione degli inquirenti si concentra sulla responsabilità dei docenti accompagnatori che erano parte del viaggio. Gli investigatori stanno conducendo un'indagine meticolosa per ricostruire con esattezza quanto accaduto nelle ore precedenti al decesso della giovane e valutare se i doveri di vigilanza sono stati pienamente rispettati da parte del personale scolastico coinvolto. La verifica della condotta dei docenti è cruciale, poiché se si stabilisse che la loro sorveglianza è stata insufficiente o che hanno mancato di intraprendere azioni necessarie in momenti critici, vi potrebbe essere la possibilità che vengano formalmente indagati per omicidio colposo. Questa accusa potrebbe essere particolarmente rilevante se si dimostrasse che un loro intervento tempestivo avrebbe potuto scongiurare la tragica fine di Aurora. Attualmente, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, una procedura standard che permette di estendere le indagini per includere ogni possibile aspetto del caso. Soltanto dopo aver completato l'autopsia e aver analizzato a fondo i risultati degli esami tossicologici si potrà determinare se ci sono effettivamente responsabilità dirette e concrete. Diverse variabili influenzeranno la valutazione delle eventuali responsabilità associate alla vicenda. Innanzitutto, bisogna considerare che Aurora era maggiorenne al momento del viaggio. Questo fattore potrebbe, teoricamente, ridurre l'esigenza di una sorveglianza continua, ma non elimina del tutto l'obbligo di tutela, visto che la giovane era comunque affidata alla responsabilità della scuola. Un altro elemento cruciale è l'orario in cui si è verificato il malore fatale. Sembra che Aurora abbia accusato un forte malessere durante la notte, intorno alle 3, mentre si trovava nella sua cabina. Sarà fondamentale accertare chi era presente in quel momento, se fossero stati predisposti controlli e quanto tempo è intercorso tra il manifestarsi del malore e l'accordo dei soccorsi. Questi dettagli sono essenziali per determinare la prontezza e l'efficacia della risposta da parte dei responsabili della vigilanza. L'organizzazione del viaggio nel suo complesso è un altro aspetto che sarà scandagliato dagli inquirenti. Verificheranno le condizioni generali del traghetto, la gestione della serata trascorsa in discoteca e la disponibilità di assistenza medica adeguata a bordo per stabilire se l'ambiente offerto agli studenti era sicuro e adeguatamente attrezzato per far fronte a eventuali emergenze. Attualmente, i docenti non risultano formalmente indagati, ma la loro posizione potrebbe evolvere sulla base dei risultati dell'autopsia e delle testimonianze che verranno raccolte nel corso delle indagini. Se verrà provato che hanno agito in conformità ai propri doveri di vigilanza e nel rispetto delle norme previste, è probabile che non emergano responsabilità penali o civili nei loro confronti. Tuttavia, vista la complessità delle circostanze, la vicenda rimane oggetto di accertamento. Le autorità sono in attesa dell'esito degli esami clinici e delle indagini più approfondite per fare piena luce sulle cause del decesso e per stabilire con certezza se vi siano state delle mancanze o condotte omissive da parte di chi aveva il compito di garantire la sicurezza e il benessere dei partecipanti al viaggio. Nella complessa indagine legata all'omicidio di Chiara Poggi, la Procura di Pavia ha recentemente richiesto nuovi accertamenti su diversi reperti e tamponi, includendo una serie di dettagli che potrebbero rivelarsi fondamentali per chiarire i risvolti di questo caso ancora avvolto nel mistero. Un elemento di particolare rilievo è rappresentato dal frammento di un tappetino del bagno, sul quale, secondo le sentenze precedenti, l'assassino avrebbe posato i suoi piedi insanguinati prima di lavarsi le mani ricoperte del sangue della vittima. Questo frammento è attualmente al centro di una richiesta di approfondimento, che spetta al giudice delle indagini preliminari valutare attentamente, nel contesto delle analisi condotte sui reperti del caso Garlasco.
I carabinieri del nucleo investigativo di Milano hanno identificato questo frammento del tappetino del bagno come meritevole di ulteriori indagini genetiche. Secondo gli atti della procura, tali analisi potrebbero beneficiare delle avanzate capacità tecniche recentemente sviluppate nel campo genetico. Un aspetto che rende la richiesta di un maxi incidente probatorio particolarmente pertinente. Tra i nuovi elementi da sottoporre ad esame, figurano anche una confezione vuota di biscotti e diversi sacchetti di plastica, indizi che potrebbero contenere prove cruciali collegabili al reato. Un'importante dichiarazione arriva dai consulenti genetisti Carlo Previdere e Pierangela Grignani, che sottolineano l'importanza di rianalizzare il frammento di tappetino. Questo elemento, identificato come reperto numero 27, in un primo momento non aveva restituito risultati significativi a causa di inibizioni nel processo di amplificazione del DNA. Tuttavia, considerando che l'amplificazione successiva non è mai stata effettuata, i consulenti ritengono che questo reperto debba essere riesaminato con le moderne tecniche di analisi a disposizione. Nella documentazione emerge la presenza di una serie di reperti, descritti minuziosamente, che saranno oggetto delle nuove analisi. Vi è una lista dettagliata di provette e tamponi, comprese 27 provette di dimensioni varie contenute in una busta etichettata sopralluogo 16,8 Garlasco, nonché una busta con tamponi biologici di Chiara Poggi e dei familiari, insieme al tampone salivare di Alberto Stasi. Accanto al frammento di tappetino, la lista dei reperti include anche un contenitore vuoto di tè freddo con la cannuccia, la plastica che conteneva uno yogurt, e svariati sacchetti di plastica celesti, utilizzati nelle operazioni di repertamento. Un ulteriore elemento di interesse è costituito dal tampone orale prelevato durante l'autopsia di Chiara, che non è mai stato sottoposto ad esame genetico. I consulenti genetisti suggeriscono che questo tampone dovrebbe essere indagato al fine di individuare la presenza di eventuali substrati biologici che potrebbero differire da quelli della vittima, aprendo così la strada a nuove e potenzialmente cruciali scoperte nell'ambito delle indagini. Infine, il caso Garlasco si arricchisce di un ulteriore capitolo con le possibili implicazioni delle interviste rilasciate da Stasi, che rischiano di compromettere la sua semilibertà. Questa vicenda continua a essere oggetto di accesi dibattiti e acute investigazioni, mentre le nuove analisi promesse dalla tecnologia potrebbero finalmente offrire risposte definitive. A quasi 18 anni dall'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, le indagini potrebbero imboccare una nuova direzione. Nonostante le molteplici analisi e i processi che hanno portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi, la cosiddetta prova regina è sempre mancata. La comparazione del DNA è stata più volte eseguita, ma nessun elemento decisivo ha mai chiarito con certezza chi fosse l'assassino. I reperti biologici raccolti sulla scena del crimine e sul corpo della vittima rappresentano ancora oggi una potenziale chiave di svolta. Inoltre è riemerso un verbale del 2007 mai preso in considerazione in cui viene trascritta la misteriosa telefonata di una donna. Andrea, aiutami. 2 parole pronunciate in una strana telefonata, rimaste sepolte in un vecchio verbale e ora al vaglio degli inquirenti. Perché se all'epoca del delitto di Garlasco quella misteriosa circostanza non fu presa in considerazione, oggi che per l'omicidio di Chiara Poggi il nuovo indagato, Sempio, si chiama proprio Andrea. Quel dettaglio assume contorni inquietanti. Mentre il giudice per le indagini preliminari deve pronunciarsi sul maxi incidente probatorio per Andrea Sempio, gli investigatori del nucleo investigativo di Milano, coordinati dalla procura di Pavia, stanno ascoltando diverse persone. Tra i documenti esaminati è emerso un verbale del 25 agosto 2007, in cui un giovane di Garlasco, appartenente alla cerchia di conoscenti vicini alla vittima, come riporta Il Tempo, racconta di un episodio avvenuto poche ore dopo il ritrovamento del cadavere di Chiara. Ricordo che il 13 agosto 2007 verso le 15,30 ho ricevuto sul mio cellulare una telefonata con numero privato. Mette a verbale il teste. Ho aperto la comunicazione e ho sentito una voce femminile che, disperata, diceva direttamente: "È morta". Aveva solo 25 anni. Era a casa da sola, non avendo riconosciuto subito la voce.
Ho chiesto chi parlava e solo allora ho sentito la frase, Andrea, aiutami. Rispondevo che non ero Andrea ma Alessandro e chiedevo chi fosse al telefono. Il giovane ha poi rivelato ai carabinieri l'identità dell'interlocutrice, mostrando un messaggio successivo in cui la ragazza si scusava per averlo chiamato. Oltre ad altre telefonate ricevute fino a sera che lo avevano infastidito, il significato di quella telefonata non è mai stato approfondito. Né è mai stato preso in considerazione il suggestivo collegamento tra quel nome e altre persone già ascoltate per ricostruire le ultime ore di vita di Chiara. Solo una settimana prima era stato convocato Andrea Sempio per chiarire come mai avesse fatto 3 telefonate a casa Poggi nei giorni successivi alla partenza per le vacanze del suo amico Marco, fratello della vittima. Sempio spiegò che si trattava di un errore, avendo memorizzato in rubrica sia il numero di casa che quello del cellulare di Marco. Tuttavia, non fu mai collegato all'Andrea destinatario dell'accorata richiesta di aiuto né riconvocato fino al 4 ottobre 2008, quando consegnò agli inquirenti lo scontrino di un parcheggio di Videvano delle 10,18. Considerato il suo alibi fino a quando l'orario del delitto fu anticipato tra le 9,12 e le 9,35 nel processo d'appello bis che condannò Alberto Stasi, gli investigatori non chiesero spiegazioni sulla telefonata del pomeriggio del delitto neppure alla ragazza che cercava il fantomatico Andrea, ma ora che Sempio è indagato per omicidio in concorso con altre persone, quel particolare viene ritenuto meritevole di approfondimento. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.